Buonasera, ben chiatas a Gnovis, il Tigin, Marilenghe di Telefriuli. Incidente mortale sulla strada, la Gnot passate tra Feagne e Rodean. A perdi la vita è stata Greta Castellano, una giovane di 23 anni. La sua macchina è chiappato un arbol prima di finire sdrumata in un camp. È escluduto che siano stati di miec altri veicoli. Greta avrà finito 24 anni a settembre. Alle muerte ad Addis Abeba Paolo Caneva, missionari laic di Codroip. Si era in malato di Covid in Etiopia, dulache di tanti anni si era impegnato in progetti per aiutare la popolazione dal Puest. In tal 2006 si era maridato con una femmina etiope, dal loro matrimonio a ieri nascuti 4 figli. I due dopo avevano deciso di adottare un altro, il quinto. La famiglia di Caneva era venuta a stare poco tempo a Codroip per dare la possibilità ai frutti di la scuola. Dams dal brut tempo tra Udine e Pordenone per colpe della Iaron che l'ha soffiato per tutta la regione. Più di 50 gli interventi dei pompiers per i lens colats e i cuviers lambrats. A Manzan alla restata malandata anche il tetto della Caligaris, intanto che a Udine in via al Mirco tanti panedi, cuviature di un condominio si sono staccati e sono colati sulle macchine fermi in soste. Un fantà di 18 anni di Pordenone all'estate chiatat con 21 grammi di hashish dai agenti di polizie dalla questura impegnati dal controllo di un gruppo di giovins dalla zona di Via Pola. Il fantà aveva platato la droga dentro dai chialciuz e in tune fassadure attorno alla caviglia. I controlli fatti dopo in chiesa hanno permesso di chiatà fur altri 133 grammi di narcotici, 635 euro, bets che vengono probabilmente dal traffico di droghe. Si registra un morto, una persona è ricoverata in terapia intensiva e dis in che altri reparti. Sono 75 i nuovi casi di coronavirus al task force in regione in tali ultimi 24 ore a fronte di 6.182 tampons fatti. Il 68% dei nuovi casi ha a che fare con il di manco di 39 anni. Il Green Pass si al di dopralu per viaggi, non per siarà. Al commento così le polemiche sull'uso della certificazione verde il presidente della regione Massimiliano Fedriga che al zonte sì a di studiare un processo di accompagnamento se no è pericolo di radicalizzare anche in modi più le esposizioni. E ieri vade in Consiglio regionale la discussione per mettere in sesto il bilancio, una manovra che da la maggioranza vale tanto che una legge di stabilità. Vi ho presentato un assestamento che per il contenuto e le misure che sono state presentate sarà la stessa spesa di una legge di stabilità. Sono 362 milioni di euro che vengono ripartiti sui territori per cercare di rilanciare l'economia dopo un periodo di lavoro difficile legato alla pandemia. Dopo sono 162 milioni di euro dati ai comuni per opere pubbliche che sono importanti per dare risposte ai singoli realtà, soprattutto alle piccole e medie realtà della nostra regione, ma sono anche importanti perché danno comunque sollievo all'economia, quindi dal lavoro alle imprese e con le imprese lavorano naturalmente anche la IN. Quindi una manovra di ampio respiro che permette di dire con fiducia il futuro. L'opposizione in Consiglio regionale ha presentato un emendamento che riguarda il turismo. Al presente il consigliere dal PD Jacob. Ho presentato una proposta all'assessor Bini sull'articolo sul turismo per cercare di rinforzare il sostegno ai sarenis Covid-free, cioè sono chilux al VR, palcos, opportunità insomma, di organizzare spettacoli, di organizzare momenti culturali, vita per comunità locali, ecco, che le associazioni, le realtà dei nostri paesi e ci rindifà. Un sostegno per così poter dare un contributo a superare una fase difficile, quella che è la pandemia, che ha limitato un lavoro queste possibilità. Dopo Grau anche Lignan al scancelle l'Air Show das Lisfrecis Tricolors, la decisione sull'evento che era in programma per il 25 di agosto è stata chiappata dal comune e dall'Aero
Club Furlan in tun con la prefettura di Udin, colpe di cemut che va in denant la pandemia dal Covid. Le amiderie Chiozza di Parteulis di Rude sarà riqualificata e mettuta in sest nu sintfevele sindic di Ruda, Franco Lenarduzzi. È una progettazione che a seguito da gara europea implica un importo di più di 500.000 euro, quindi hanno vinto un gruppo di progettazione un lavoro importante che le fa di unati di 3 gruppi di progettazione e mi rinco che l'intervento qui è poter recuperare la parte di archeologia industriale, da mideria, ma anche di dare un sviluppo per tutto quel che il contenitore lì potrà rappresentare in termini di rilancio dell'economia di un territorio che è un lavoro importante. A son finidis lis sperancis di Matteo Restivo, l'Udinese alla sue prime Olimpiade non è arrivata ad ore di rientrata alla semifinale dai dusinte schene la Scugnud Molai-Zux. Alla perduta anche Stefano Tonut con la nazionale di basket, quindi l'Australia, e è finita 86-83. Alle dut anche per Usgnot, mandi a domani.